Quindi il premio leggenda va a Zlatan Ibrahimovic, che è in collegamento con noi. Ciao Zlatan, Presidente, prego, faccia lei la prima domanda al nostro premio leggenda. Zlatan, come stai? Peccato di non vederti qua. Sto bene. Dispiace che non posso essere con voi, ma sono sempre qua. Io devo farti una domanda, faccio il giornalista anch'io adesso. Prego. Allora, ma dimmi una cosa, ma come fai a 39 anni ad essere ancora così in forma? Io ne ho 40 da 23 anni, voglio saperlo per questo. Capisci? E poi volevo dirti la domanda collegata, e poi qual è stato il tuo contributo al Milan col tuo arrivo a gennaio? Perché il Milan praticamente è totalmente cambiato. Cosa hai fatto? No, per stare in forma mi sto allenando tanto e mia filosofia è quando lavoro. Allora, dopo di età di 30 anni ho detto, mi sentivo che dovevo fare ancora di più per stare bene. Poi ho gente in giro di me che mi fa stare bene anche. E poi il mio arrivo a Milan è una sfida differente di quello che ero abituato, perché non erano al top. Ho detto una bella sfida di entrare e speravo di fare bene, perché ognuno che è tornato a Milan per seconda volta non hanno riuscito a fare come prima volta che erano a Milan. Invece questa era la sfida più grande. Ho detto entro e faccio Zlatan Ibrahimovic e cambio le cose. Beh, E poi sei riuscito alla grande. squadra fa. Alla grande, devo dire, hai fatto un lavoro pazzesco. Con la squadra evidentemente, però tu hai ispirato sicuramente qualcosa di più. Grazie caro mille. Zlatan, il signor Damiani ti farà recapitare un anello che potrai mettere in una delle tue 72 dita, perché secondo me ne hai più degli altri mediamente. Quindi io congedo il signor Damiani, grazie per mille. sostenere da tanti anni e premiare i nostri sportivi. Grazie piacere. Presidente, Grazie mille. grazie Ciao, Ciao sempre. Zlatan, grande. Ciao. Ciao Zlatan, ci vediamo presto. Ciao. Allora, Grazie. Zlatan, ci sono anch'io, sono quella in centro. Sì. Allora, Sì. caro Zlatan, allora io ti volevo chiedere questa cosa. I trofei per uomini come te sono praticamente arredamento perché ne hai vinti tantissimi. Ce n'è uno a cui sei più affezionato? Ogni trofeo ha sua storia, ha sua emozione. Secondo me tutte le trofee sono belle perché quando qualcosa ti torna significa che hai fatto qualcosa buono, positivo, e per quello dico tutte le trofee sono sue storie. Ascoltami, mi dicono di chiederti se sarà l'anno dello scudetto, ma siccome ci sono tantissimi milanisti adesso che si stanno toccando, preferisco chiederti se conosci qualche gesto scaramantico italiano. Secondo me la squadra deve avere coraggio di sogno di vincere scudetto, assolutamente, però è ancora lungo e spero di continuare. La squadra ha fame, voglia e vuole ancora di più. Non bisogna avere paura di avere fame, dirlo a me, guarda, a quest'ora. Comunque io vedrei questo video tratto dal tuo Instagram di qualche giorno fa, a Milanello nevicava, i tuoi compagni stavano bevendo un tè caldo, hanno giocato con le palle di neve, mentre tu facevi questo. Riguardati. Ecco, questa è proprio la testimonianza di quello che tu hai appena detto prima. Tu ti alleni sempre e più degli altri? È questa una delle ragioni per cui il tempo con te passa in un modo diverso? Ti alleni di più? Questa è la mentalità, allenare di più e più che alleno più mi sento meglio. Ascoltami, cosa diresti a un qualsiasi essere umano della tua età che normalmente sembra tuo nonno? Di credere in se stesso e non mollare, sempre avere voglia di fare di più. Secondo te il carisma è contagioso? Si può trasmettere agli altri? È una parola bruttissima da dire in questo periodo, ma per il carisma vale. Tu trasmetti il carisma ai tuoi compagni? Sì, penso di sì. Ah, ti ho fatto venire il dubbio però, vedi? Sei un essere umano, bravo, così mi piaci, dubitoso.